Sì, allora io quando lavoravo come guida naturalistica, uno dei clienti che poi è diventato un grande amico era vigile del fuoco e all'epoca ha visto in me alcune caratteristiche che potevano andare bene per questa tipologia di lavoro e quindi mi ha lanciato l'idea di provare a fare il concorso. Io ho accettato, anche per curiosità, e in realtà è stato bello vedere come questa tipologia di lavoro, a partire dal concorso prima e dalla conoscenza in caserma appunto dei colleghi poi e della tipologia di lavoro stesso, è stato bello vedere come in realtà mi ci rispecchio molto, mi rispecchio nei valori che porta avanti e nella tipologia di lavoro stesso che trovo che sia un connubio perfetto tra manualità e uso della testa. Per quanto riguarda i valori, invece, i valori della solidarietà, dell'altruismo e del lavoro di squadra che per me sono molto importanti e rispecchiano proprio il mio modo di essere. Quando siamo state chiamate, abbiamo svolto un periodo di formazione a Roma della durata di 6 mesi, a cui sono seguiti poi 3 mesi di affiancamento nei comandi di appartenenza, per me è stato appunto il comando di Treviso, e dopodiché a partire dall'ottobre 2023, dopo il giuramento, siamo diventate effettivamente operative. Ci sono state non poche difficoltà, alcune legate un po' ai pregiudizi che comunque l'entrata delle donne nel corpo porta, è una cosa nuova, quindi tutto quello che è nuovo crea un po' di spavento, però io da quello che ho potuto vedere c'è spazio per tutti, perché appunto è un lavoro di squadra, non è un lavoro individuale, quindi tutti quanti hanno la possibilità di esprimere le proprie potenzialità all'interno della squadra. In chi vuole cimentarsi a fare questo lavoro direi di non arrendersi, mai, perché di cose da imparare ce ne sono sempre tante, a volte si cade, però è altrettanto bello rialzarsi perché si acquisisce una nuova consapevolezza e si acquisiscono delle informazioni importanti in più, quella che si chiama poi esperienza. E suggerirei di avere l'umiltà di appunto essere aperti al confronto con gli altri, di voler imparare sempre perché è un lavoro per il quale non si smette mai, mai, mai di imparare.